Eccoci qua, come ben sapete noi cambiamo ospite e tematica, forse adesso che vedo il colpo d'occhio un pelino più verso di me, ecco qua. Un saluto al capitano Maurizio De Pierno, comandante della stazione navale GDF, quindi Guardia di Finanza Venezia, e si evince anche dalla bella divisa che indossa. Grazie. Posso violare un po' la sua privacy, perché comunque è una terra che tanto ho amato, e quindi lei è livornese, giusto? Livornese, sì. Perfetto, mi permetta di salutare Livorno e quindi la Toscana, perché noi andiamo a rompere le scatole in Toscana, in Puglia, in Sardegna, in Sicilia durante l'estate e poi ce le dimentichiamo. Esatto. O solo quando purtroppo ci sono delle tragedie per quanto riguarda il maltempo. Allora, innanzitutto esprimo la mia gratitudine come cittadino, oltre che come giornalista, per che cosa? Per l'operazione Laguna Reset, che avete appunto in questi giorni portato a termine, giusto? Diciamo che ha degli sviluppi ulteriori, esatto, in queste ore e in questi giorni ce ne saranno anche altre. Esatto, perché? Allora, 40 ordinanze cautelari, 55 perquisizioni, 24 persone finite in carcere, ci sarebbe anche l'elenco, però io ho un modo di fare giornalistico diverso da altri, non mi piace fare i nomi, i cognomi, anche se hanno commesso un illecito, qualcosa il numero è abbastanza esatto, significativo. c'è tutto in rete, c'è tutto sui giornali. 3,7 tonnellate di vongole sequestrate, 800 kg di mitili, 730 kg addirittura di ostriche per chi se le può permettere, 20 quintali di gusci ritrovati davanti al fondale di un'azienda, 3 ditte quindi chiuse per un valore, sequestrate per un valore di 5 milioni di euro, 16 imbarcazioni sequestrate, insomma un qualcosa che fa capire che qualcuno si sta comportando come sempre in maniera scorretta. Assolutamente sì. Perché questo tipo di operazione? Caspita, qui avete messo, faccio il provocatore, avete messo in ginocchio, e questa è una frase che voi avete ricevuto più di una volta, l'ho sentita anch'io, ci siamo interfacciati prima, avete messo in ginocchio un settore delle famiglie, delle aziende, degli imprenditori, ma sono imprenditori corretti, sono imprenditori che tutelano la propria clientela? A lei la parola. Assolutamente no, perché a fronte di queste persone che noi abbiamo denunciato e ovviamente tra quelli condotti in carcere e quelli con gli obblighi di dimora ci sono migliaia di persone che invece lavorano seriamente. Il risultato, questa operazione è il frutto di una complessa indagine che è durata oltre 2 anni, con pazienti appostamenti, intercettazioni telefoniche, riprese video e localizzazioni e tracciamenti GPS. Alle prime ore del 20, quindi 2 giorni fa, i militari del reparto operativo aeronavale di Venezia, coordinati dalla locale procura di Venezia e in collaborazione con i colleghi del Veneto, della Campania, del Lazio, dell'Emilia Romagna e della Sicilia, hanno dato, come ha detto lei giustamente, avvio a un'imponente operazione di servizio denominata Laguna Reset per l'esecuzione di 40 misure cautelari. 40 misure cautelari, 24 arresti, di cui 7 in carcere e 17 agli arresti domiciliari, 16 obblighi di dimora e il sequestro di 3 importanti ditte operanti come centri di spedizione e depurazione di molluschi, per fare nomi, tanto oramai sono pubblici, la Gruppo Mare di Portoviro, la Damas di Ariano nel Polesine e, molto vicino a noi a Venezia, la ditta Talian di San Pietro in Volta. Per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in conseguenza della strumentalizzazione ai fini illeciti perseguiti da relativi responsabili nonché dipendenti. Inoltre, per evitare ulteriori conseguenze legate proprio al danneggiamento del fondale marino, sono state sottoposte a sequestro 16 unità da pesca, 16 imbarcazioni anche significative, esatto, e un pontone, un casone che sarebbe una palafitta abbastanza strutturata che si trova nelle adiacenze del porto di Chioggia. Questo casone veniva utilizzato come deposito temporaneo del prodotto pescato ovviamente abusivamente, prodotto che poi veniva trasportato ovviamente in tempi di notte, cercando di bypassare ovviamente i controlli delle forze di polizia, a queste ditte che abbiamo sottoposto a sequestro. Reati importanti, molto importanti, anche il numero delle custodie cautelari, infatti è significativo delle dimensioni dell'evento.
associazione per delinquere, ricettazione, frode in commercio, falso ideologico in atto pubblico e il danneggiamento aggravato del fondale marino. Proprio il fenomeno associativo, finalizzato al danneggiamento aggravato del fondale marino, è stato contestato dagli inquirenti nei confronti dei pescatori che si avvalevano di una fittissima e organizzata rete di pali e di guardie, sì, cioè soggetti che, dietro compenso da parte di questi soggetti responsabili, si appostavano in zone della laguna per osservare e comunicare i movimenti e le uscite delle nostre unità navali. Certo. Una cosa curiosa è che abbiamo individuato un palo su un palo, cioè su un traliccio dell'Enel di Marghera, un soggetto, un responsabile, era appostato là sopra per avere una visione più ampia di tutta la laguna e per segnalare in tempo reale attraverso il cellulare o con apparati VHF la posizione o l'arrivo delle nostre unità. Cioè questa persona l'avete trovato proprio su un palo del... Materialmente su un palo. Quindi è anche, fa sorridere, però sorrido anche... scioccamente perché immagino la vostra faccia quando... o più che altro la sua della persona. Grazie anche all'utilizzo importantissimo delle intercettazioni telefoniche. Sì, è quello, la tecnologia, è la tecnologia che ci viene incontro in questi riguarda, momenti, perché anche l'utilizzo di una telecamera termica ci ha consentito di individuare nell'isola di San Giorgio, che è l'isola proprio che si affaccia di fronte ai nostri ormeggi, un soggetto che era occultato dietro la vegetazione. Immagino, grazie all'utilizzo di un... Esatto, si sentiva sicuro. Cosa sono questi oggettini simpatici che avete requisito? Non questi oggetti atti simpatici molto alla pesca. Hanno poco a che fare con la pesca, ma sostanzialmente vanno a confermare quelle che sono le condotte di questi soggetti. Certo. Proprio durante le perquisizioni di un soggetto che ovviamente è stato condotto in carcere, abbiamo individuato 3 pistole, 2 ad avancarica e una addirittura con la matricola Brasa, armi da taglio, un taser addirittura. Sì, il taser è quello che di solito utilizza la polizia americana, quello che vediamo nei film, che stordisce, che ti dà la scossa. Quindi questo ci fa capire anche il livello di pericolosità di queste persone e la difficoltà che spesso noi abbiamo come forze di polizia a confrontarci con queste persone, perché dietro un semplice controllo, un controllo documentale piuttosto sul quantitativo e sulla tracciabilità del prodotto, spesso possiamo anche trovare persone che potrebbero reagire anche in modi diversi. Questo magari il cittadino comune non lo intuisce, nel senso dice... Vabbè, arrivate, li beccate, loro si arrendono e stop. Non è così. Ho visto un sacco di filmati vostri dove in pratica ingaggiate una battaglia navale, in poche parole, per riuscire a fermare i motoscafi di questi pescatori di frodo, insomma, dove rischiate la vita voi in primis e logicamente poi anche loro, perché se non si vogliono arrendere in qualche modo vanno fermati. In qualche modo assolutamente vanno fermati, ma come ho sempre detto, la vita di un mio collaboratore non vale una tonnellata di vongole sequestrate, quindi a noi interessa conoscere il fenomeno e la maggior parte delle volte, anche se questi soggetti non vengono individuati e fermati, noi siamo a conoscenza di quello che fanno. Dobbiamo decidere noi il momento poi di intervenire e di fermarli per porre fine a queste condotte criminali. Io faccio sempre il finto tonto, le chiedo, capitano, beh, insomma... ma che pericolo c'è se io mangio quelle vongole? Perché, insomma, tutti questi sequestri, tutte queste lotte, alla fin fine il mare in teoria dovrebbe essere di tutti, perché non posso andare a prendere le vongole e poi venderle alla grande distribuzione? E stavamo parlando prima di tracciabilità e di quindi anche controlli sanitari. A lei faccio il tonto, prego. Sì, ma recentemente abbiamo già avviato e in questi giorni stanno valutando le condotte e le responsabilità proprio di alcuni tecnici che dovevano verificare e dovevano controllare i regolari prelievi del prodotto, invece il prodotto veniva non prelevato sulle concessioni, ma veniva portato direttamente ai tecnici dell'ASL che ne certificavano la provenienza e diciamo, lo confezionavano secondo la normativa sulla tracciabilità. L'attività ci ha consentito, questa attività nello specifico, ci ha consentito di accertare proprio l'irregolarità nel trattamento di depurazione dei molluschi, irregolarità nell'etichettatura
che è lo strumento che il consumatore ha per conoscere cosa sta mangiando, per conoscere la provenienza. È corretto dire, e lo sappiamo, che comunque i mitili, questi, insomma, queste creature sono un po' il depuratore delle... Sono dei filtri naturali. Esatto, dei filtri naturali, quindi depuratore delle acque, giusto? Assolutamente sì. Se crescono e sono allevate in determinate aree, e noi sappiamo che qui accanto purtroppo l'uomo ha devastato tutto, non penso siano poi commestibili. Proprio per le condotte illecite di questi soggetti, la maggior parte del prodotto pescato non proveniva dalle zone che loro dichiaravano nelle etichette, bensì il prodotto la maggior parte delle volte, proprio per il quantitativo ingente di prodotto pescato durante la notte, proveniva ovviamente dalle barene antistanti il petrolchimico, dove sappiamo tutti che i fanghi sono altamente inquinati da diossina e altri metalli pesanti, da zone ovviamente non classificate o perché, come ho detto, inquinate, o perché sono zone dove mai nessuno ha pensato di classificarle per molti motivi, o per un discorso di inquinamento piuttosto per un discorso di ripopolamento della vongola stessa. Queste persone si sono spinti proprio durante una delle ultime attività che abbiamo fatto proprio di fronte alla barena del Tronchetto, che è veramente a neanche 700-800 metri dalla nostra stazione navale di Venezia. Guardi, non le devo insegnare di certo il suo lavoro, anche qui a Padova spacciavano a 100 metri dalla questura, perché poi diventano spavaldi, perché poi qualcuno mi ha insegnato che se vuoi nascondere qualcosa basta appoggiarlo su un tavolo. Esatto. Sì, fino a che ti va bene però, insomma, giusto? Certo, assolutamente sì. So che ci sono altre tematiche molto importanti, oltre a questi compiti che voi avete svolto con, ripeto, l'operazione Laguna Reset che non è ancora terminata, e cioè il fatto di scoprire ciò che è la sofisticazione dei cibi e soprattutto di scoprire molti furbi che in pratica, nonostante un prodotto sia scaduto da un bel po' di tempo, riescono con lavorazioni chimiche a riportarlo, tra virgolette, a nuova vita. È così? Assolutamente sì. Una delle ultime operazioni che abbiamo concluso con successo è un'operazione denominata Dirty Food, proprio cibo sporco, cibo inquinato, un'operazione che negli ultimi anni ci ha consentito di individuare e sottoporre a sequestro ingenti quantitativi di prodotto alimentare non più idoneo al consumo umano, perché non poteva neanche essere destinato alla trasformazione per diventare poi cibo per visoni o per gli allevamenti di pesci. Questo doveva essere prodotto alimentare che doveva, per sua natura e per sue caratteristiche, andare alla termodistruzione. Invece, con la compiacenza di molti addetti e molti operatori del settore alimentare, questo prodotto, invece di essere smaltito tramite ovviamente termodistruzione, veniva immesso nel circuito alimentare, trasformato e rivenduto come prodotto fresco. Non so se posso permettere, mi ha fatto la confidenza di cibo addirittura scaduto da un sacco di tempo, si partiva dai 7 ai 10 anni, ecco, ci tenevo a dirlo. Anche... Pensate un po', del cibo trovato, scaduto già da 10-7 anni, mi aveva appunto spiegato il capitano, è ritrasformato e ti arriva sul piatto e tu dici, caspita che bontà, è freschissimo. Abbiamo trovato anche dei sistemi di contraffazione, diciamo, comunque di modifica delle date di scadenza dei prodotti. Cioè, ma noi cittadini come riusciamo, perché anche prima con Coldiretti cercavamo di orientarci, come riusciamo quando alla fin fine si subisce completamente una truffa di questo genere a difenderci, a capire, perché se l'etichetta è tutto è contraffatta, ha voglia a capire se uno non è un professionista della categoria. Ma spesso insomma. È proprio l'etichetta che ci dà tutte le indicazioni per capire se il prodotto è di qualità. Ovviamente un prodotto che dà poche indicazioni sui metodi di lavorazione, i metodi di conservazione, gli ingredienti e ovviamente per quanto riguarda il pesce, le zone di cattura, i metodi di cattura. Capitano, è molto difficile, faccio un esempio proprio schietto, io lo riporto sempre questo esempio. Allora, se lei prende ad esempio i famosi arrosti, no? Quelli che si comprano al supermercato, sì. Ha presente spesso c'è sono avvolti da bacon, da pancetta. Sì.
c'è scritto da dove arriva il pollo, ma non c'è scritto da dove arriva il bacon. L'ingrediente accessorio. Oppure, comunque c'è anche dentro del rosmarino. Da dove arriva quel rosmarino? Vede, è quello che per dobbiamo, noi quello che cioè, da cittadino ovviamente, da forza di polizia, leggere, stare molto attenti alle marche, alle indicazioni del prodotto, cercare sempre di acquistare prodotti in catene importanti di distribuzione, evitare di rifornirsi da fornitori, tra virgolette, di fortuna. Purtroppo in questo momento la crisi non ci aiuta, quindi è quello che dicevo prima, proprio in questo momento uno è attirato a volte dal prezzo, dal risparmio, esatto, ma risparmio la maggior parte delle volte non vuol dire qualità, certo, e come abbiamo avuto modo di scoprire, meglio spendere quei 10 centesimi in più andando alla Coop piuttosto che in altre ditte, ovviamente in altri nomi, Lando, ecco, diciamo, gli operatori seri, piuttosto che andare in alimentari di fortuna che vendono prodotti di dubbissima provenienza. Voi, quando uno pensa alla finanza, pensa, almeno io penso a esperti insomma, di finanza, no? Finanzieri, finanza, la parola più o meno è quella, quindi diciamo che saranno dei grandi calcolatori, saranno persone esperte. Ma qua si parla di alimentazione, si parla di flora, di fauna, si parla di laguna. Proprio per rimanere in tema, cioè, nei compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza e la Polizia Economica e Finanziaria. Durante i controlli rilevante è stata anche l'evasione fiscale commessa da questi soggetti, perché atteso che alla mancanza di tracciabilità ovviamente faceva seguito la mancata documentazione fiscale e ovviamente la conseguente sottrazione all'imposizione fiscale di tutto quel prodotto e di tutte quelle vendite in nero, perché la maggior parte del prodotto che noi abbiamo rinvenuto era tutto prodotto non tracciato, prodotto pescato abusivamente e ovviamente prodotto venduto in nero, con guadagni ovviamente molto molto alti. Che traffico c'era? Nel senso, uno si aspetta che magari sia soltanto qui in zona, nel nostro territorio, pescano per non farsi beccare, corrono subito alla distribuzione, quella non lecita logicamente di cui abbiamo rimarcato la professionalità, e quindi poi arriva nel nostro piatto, oppure girava l'Italia, oppure girava l'Italia, e le proiezioni delle ditte le abbiamo avute sia sul territorio nazionale che in Spagna. Come ho detto prima, l'operazione è stata svolta in collaborazione sia con i colleghi dei reparti del Veneto, ma anche con reparti della Campania, regioni, della Sicilia, dell'Emilia Romagna, del Lazio, che ovviamente hanno effettuato i controlli. Perché la Spagna? Loro non hanno nulla da invidiarci come prodotti alimentari, io ho vissuto come però c'era un canale preferenziale che portava il prodotto in Spagna. Loro hanno un tipo di cozza differente dalla nostra, è un po' più grossa, è verde, ma è ottima lo stesso. E poi le chiedo una sciocchezza, continuo a ripetere sta cosa. Vivendo in Spagna il prodotto ittico era italiano, vivendo in Italia il prodotto ittico è spagnolo. Ma perché? Me lo fate capire? Per quanto riguarda la cozza, la bombola. Ma di tutto, l'orata era spagnola, oppure in Spagna era italiana. Ma perché sto scambio? Se continuiamo a dire i nostri prodotti sono eccellenti di qualità, come mai c'è questo tipo di scambio? Non lo riesco a capire. Ma vendimi l'orata italiana, ma perché devi pigliarla in Spagna? Sempre per un discorso economico, purtroppo. Ma ho capito, ma non costa meno l'orata, chilometro zero, queste cose qua? Non costa meno la nostra orata che andarla a prendere e trasportarla con i tir, camion, fino a qua, inquinando anche? In teoria sì. Vabbè. Sarò scemo io che ci arrivo, altri no, ci saranno delle dinamiche però io non capisco. Le ho fatto una battuta prima e siamo quasi in chiusura e dovrò spiegare per dovere di cronaca anche come si vota, perché ci siamo. Molte tra queste persone vi hanno detto, e capitò anche a me quando parlai di una tematica appunto di contraffazione, di taralli, quindi quelli che noi mangiamo, che aveva purtroppo anche in vendita lo Shan proprio qui accanto, sono stati poi ritirati. Queste persone vi dicono, ma qua ci fate chiudere, qua mettete in ginocchio la gente.
Purtroppo questi controlli e queste operazioni di servizio servono innanzitutto per individuare i responsabili di reati e per tutelare le migliaia di persone che seriamente lavorano, che seriamente fanno di tutto, anche con difficoltà, visti i costi, vista la crisi, a mantenere aziende, seppur piccole o anche di grandi dimensioni, lavorando sempre garantendo all'acquirente un prodotto di qualità. Questo, certo. Noi lavoriamo, e quindi per noi pochi lavoriamo disonesti logicamente non si guarda in faccia se hai famiglia o non famiglia. Assolutamente no, anche perché la maggior parte degli stabilimenti che noi abbiamo ovviamente sequestrato erano quasi tutti compiacenti. Quindi... Ma poi se solo le 3 ditte valevano 5 milioni, immaginiamo quanto è l'indotto che logicamente riuscivano... Indotto significativo, perché noi in questi 3 anni di attività abbiamo sequestrato in attività di controllo circa 52 tonnellate di vongole, per una stima di evasione annua di 1.650.000 euro. E questi soldi che mancano poi li mettiamo ai cittadini. Esatto. Noi. Allora, come vede io ho reinserito il suo sottopancia, quindi un ringraziamento al capitano Maurizio De Pierno, il comandante appunto della stazione nucleo navale della Guardia di Finanza di Venezia. Lo congedo perché dice devi mandare la sigla? No, perché lui è in divisa e io adesso cerco di separare dal discorso che faccio, che è un discorso di informazione che riguarda tutti i cittadini, perché sapete che siamo ormai in prossimità del voto. Volevo semplicemente spiegare velocemente, per chi ancora non abbia capito magari come funziona la prassi delle votazioni. Allora, per quanto riguarda le elezioni comunali, quindi della nostra città, come si vota sulla scheda? Per votare innanzitutto ricordiamo che è necessario presentarsi a seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Queste sono naturalmente le cose fondamentali. Una volta nel seggio si riceverà poi la scheda elettorale per esprimere il proprio voto. Elezioni comunali. Tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco, il voto va soltanto al candidato sindaco. Tracciando un segno su una lista, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco ad essa collegato. Voto disgiunto. L'elettore può esprimere il voto ad un candidato sindaco tracciando un segno sul suo nome ed a una lista che sostiene un diverso candidato sindaco, tracciando un segno anche su tale lista. Io spero siano chiare queste cose. Per quanto riguarda le preferenze, è possibile esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze scrivendo il nome e cognome o soltanto il cognome del candidato o dei candidati al consiglio comunale a fianco della lista prescelta al quale i candidati votati devono appartenere. Sesso dei candidati. Nel caso l'elettore intenda esprimere 2 preferenze, è necessario che si tratti di candidato di sesso diverso tra loro e appartenenti alla stessa lista. Se l'elettore esprime 2 preferenze per candidati dello stesso sesso, entrambe le preferenze per candidati maschi o entrambi per candidati di sesso femminile, la seconda preferenza espressa sarà annullata. Quindi fate attenzione, mi raccomando, telefonate anche da noi, vi ripetiamo tutto, sappiate che in questi giorni comunque continueremo a rimarcare come si vota. Per le europee, ora vi mostro il facsimile, un attimo solo che arriva, le cose sono un po' più semplici, come vedete la scheda è più insomma facile, tolgo anche il sottopancia del capitano, in modo da per par condicio non far mancare nessun simbolo e non associarla quindi a nessun partito politico. Quindi per le elezioni europee 2014 per votare è necessario presentarsi sempre nella medesima maniera con la tessera elettorale e il documento di riconoscimento e quindi si riceverà la scheda che vedete come facsimile. L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e può indicare fino a un massimo di 3 preferenze scrivendo il nome e cognome o soltanto il cognome del candidato o dei candidati a fianco della lista votata. Penso di aver detto tutto, spero di essere stato chiaro. Ricordo che comunque in questi giorni ripeteremo insomma fino alla noia come votare proprio perché non abbiate il dubbio. Grazie a voi di essere stati in nostra compagnia, grazie ancora al capitano grazie a voi. Per tutto ciò
ciò che ci ha insegnato. Vi aspetto domani sera come sempre alle 19:15. Restate però in nostra compagnia perché alle 21 ci sarà lo speciale match, TV7 Match, con 4 tra i candidati sindaci che si confronteranno e saranno quindi Maurizio Saia, Salmaso, Bitonci e Cesaro. Se ne volete sapere di più per chiarirvi le idee, restate quindi sempre col gruppo editoriale TV7. Grazie a Claudio e Denis per la regia tecnica. Sigla.